Successo nella ripresa per il Tor di Quinto al Fonte Park contro il Fonte Meravigliosa nella terzultima giornata del girone C campionato Under 17 Elite. La formazione di Via del Baiardo resta così in corsa al quinto posto per i playoff con l'Atletico 2000 distante 2 punti. Prima occasione proprio per la formazione ospite, poi padroni di casa che tentano da calcio di punizione, Murato. Poi ancora Tor di Quinto pericoloso da rimessa laterale, palla all'interno dell'area di rigore, conclusione che termina a fil di palo. Fonte Meravigliosa che riesce a farsi vedere qualche istante più tardi con Sommella da calcio di punizione, palla all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, parato dal numero 1 ospite Pasciotti. Tor di Quinto che va vicino al gol e anzi lo trova qualche istante dopo con un assist perfetto, ma il direttore di gara annulla per offside. Le immagini passano così ancora nella ripresa con il Tor di Quinto che va in area di rigore, conclusione murata dal portiere dei padroni di casa che mette così in calcio d'angolo il vantaggio. Arriva al minuto numero 11 del secondo tempo, azione che si sviluppa sul lato sinistro del campo, assist per Cavalieri che di sinistro mette il pallone in rete. Tor di Quinto che così passa in vantaggio, Fonte Meravigliosa che prova la reazione, palla all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, fil di palo con occasionissima per il pari per i padroni di casa. Ancora Tor di Quinto che si fa minaccioso qualche istante dopo, palla all'interno dell'area di rigore, conclusione con il palo esterno. Tor di Quinto che trova quindi il raddoppio al minuto numero 24 del secondo tempo. Chiappini in diagonale trova l'angolo opposto per il 2-0 in favore della formazione allenata da Riccardo Testa. Fonte Meravigliosa che poi resta di inferiorità numerica per il doppio giallo occorso al numero 8 dei padroni di casa Sommella, con il direttore di gara che lo manda anzitempo sotto la doccia. Ultime due azioni di gioco con il Fonte Meravigliosa che va vicino a riaprire il match negli istanti finali, parata dalla parte del portiere ospite. Ancora padroni di casa pericolosi sempre dal lato di destra del campo, palla all'interno dell'area di rigore con il palo a fermare la percussione della formazione allenata dal mister Fratangeli, poi direttore di gara che dice che può bastare qui.